Buonasera a tutti. Allora, in Sardegna non c'è niente. Questa frase me la sono ripetuta tante volte. L'ho pensata e l'ho ripensata. Io sono di Nugis, un paese di 1500 abitanti. Quanti di voi qui sono stati consapevolmente a Nugis? E con consapevolmente intendo che proprio avete preso la macchina e avete detto oggi vado a farmi un giro a Nugis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boh, facciamo una decina. Una decina di persone soltanto che hanno pensato che valesse la pena passare del tempo a Nugis. E io vi capisco, perché se non l'avete pensato voi nel 2024 che valesse la pena visitare questo paese, pensate a cosa potesse pensare una bambina negli anni 90 e un adolescente nel 2000 che non trovava una ragione di vivere a Nugis. Nugis è nel Sulcis, una delle aree più depresse d'Italia. Nel 2009, nel 2014 è stata con la provincia di Carbonia Iglesias una delle aree l'area più povera d'Italia. Mio papà faceva il minatore alla Carbo Sulcis. Io durante la mia infanzia praticamente mio padre non lo vedevo perché o era sottoterra oppure era a letto che riposava. Quindi sono cresciuta con mia madre, santa donna che ha fatto sì che io potessi essere quello che sono oggi, ma aveva una educazione un po' rigida. Quindi crescere con una mamma particolarmente rigida in un paese come Nugis, dove non c'era niente da fare, non era semplicissimo. Quindi speravo sempre di crescere, non vedo l'ora di essere grande, non vedo l'ora di andare via da qua. Sono andata a Carbonia a fare il liceo classico e io a Carbonia non mi ci trovavo. E quindi poi ho scelto l'università. Lingua e comunicazione a Cagliari. Lingua e comunicazione perché volevo fare la giornalista e io lì ho studiato economia, statistica, diritto, psicologia, sociologia, musica, cinema. Sì, c'era anche un laboratorio di giornalismo. Questa Cagliari non mi stava dando niente. A Cagliari non c'è niente. Non riesco a trovare soddisfazione in questo luogo. Quindi che faccio? Parto. Non vedevo l'ora di andarmene. Ci ho messo 5 anni e mezzo a finire la triennale perché mi faceva schifo tutto e non trovavo una motivazione per stare qua. Però non avevo ancora i soldi per partire. Poi mi sono laureata e finalmente sono riuscita a partire. In Sardegna non c'è niente. Me ne vado e non torno mai più. Questo è quello che mi sono detta. E sono partita 5 anni fuori, dal 2012 al 2017, e sono stata a Madrid, a Portsmouth, a Firenze, a Siviglia, a Milano, a Bologna e a Verona. 7 città in 5 anni. Bello. Finalmente stavo facendo la vita che volevo. Ero sempre in giro, non mi fermavo mai. La gente mi diceva, fantastico, cioè, vedrai un sacco di cose, bellissimo. Sì, stavo facendo quello che volevo, però la realtà è che non ero felice. A me non andava bene neanche quello. C'era qualcosa che strideva. Continuavo a girare, a cercare, però non capivo che cosa non andasse. Poi nel frattempo tornavo in Sardegna in vacanza e non era brutta la Sardegna, c'era bellina. Non tornavo soltanto d'estate, che d'estate era bellissima. Tornavo anche d'inverno e mi piaceva parecchio. E quindi continuavo a sentire questo senso di vuoto dentro che non riuscivo a spiegarmi. Finché un giorno, 1 anno e mezzo prima di decidere di partire, mi stavo per trasferire a Bologna per fare il master e sono scoppiata a piangere davanti ai miei genitori che mi stavano per accompagnare in aeroporto e lì ho visto per la prima e ultima volta mio padre piangere, cioè non è che l'ho visto perché poi si è nascosto, l'ho sentito. E mentre piangeva ha detto una frase che è stata come una luce che illuminava una stanza buia. Ha detto questa non è vita. Che ci stava per un padre che comunque non ha mai preso un aereo nella sua vita, cioè sono il suo esatto opposto. Lui non mi vedeva mai e quella non era vita. Ma cos'è la vita? E lì ho iniziato a chiedermi quale fosse il problema. Il problema è che non riuscivo a stare da nessuna parte. Continuavo a viaggiare, cercare, alla ricerca di case, cose, persone, ambizioni, lavori.
Però nulla di questo mi appagava, perché avevo perso il focus. Avevo perso la motivazione del perché io avevo iniziato a viaggiare così tanto, che mi piace ancora, perché penso che siamo senza radici, quindi viaggiare, conoscere è bellissimo. Però anche fermarsi è bellissimo. Stare significa conoscersi e capire qual è veramente il nostro scopo e che cosa vogliamo fare veramente. E il punto è che io per tutto il tempo non riuscivo a stare a Bologna, Firenze, Cagliari, Sure, Savurca perché niente corrispondeva al mio focus. Dov'è che era iniziato tutto? Volevo fare la giornalista, volevo scrivere. Scrivere era quello che mi piaceva, raccontare. E io non lo stavo facendo. E oltretutto continuavo a dire che in Sardegna non c'era niente e continuavo a lamentarmi del fatto che gli altri non facessero. Le amministrazioni non erano abbastanza brave, l'azienda X non si promuoveva abbastanza bene, le agenzie di comunicazione non lavoravano come io avrei lavorato. Sempre gli altri. Siamo bravi, noi sardi, a dare sempre le colpe agli altri. Però io che cosa avevo fatto per contribuire a dare qualcosa alla mia isola? Niente, ero andata soltanto via dicendo che non c'era niente, ma non avevo creato un progetto, non avevo cercato collaborazioni, non avevo fatto niente. Forse era ora di provare a fare qualcosa. E quindi nel 2017 sono tornata in Sardegna per smettere di dire che qui non c'è niente e per smettere di lamentarmi. Dal 2017 al 2020 ho continuato a lamentarmi perché mi faceva schifo tutto in Sardegna, perché non trovavo a pagamento in nulla. Continuavo a girare da agenzie a aziende, però niente corrispondeva a quello che io volevo veramente fare. Però, mentre ero ancora fuori, avevo cominciato un progetto di comunicazione che allora per me era semplicemente un divertimento, ovvero usavo i miei social, Instagram, per raccontare i piatti di mia madre. Era un modo in realtà per darmi una pacchetta e per dirmi dai, prima o poi li rimangerai. Quindi tornavo in Sardegna, fotografavo, poi andavo in giro, tornavo a Verona, a Bologna dove vivevo e pubblicavo e raccontavo questi piatti. E ho scoperto due cose. La prima era che i non sardi, a parte del maialetto, culurgione, scannonau, della cultura gastronomica sarda non sapevano niente. Ma la cosa più sconcertante è che non sapevano niente neanche i sardi. Io per esempio parlavo del mazzamurro di mia madre e la gente mi diceva ma che cos'è questo piatto? Oppure parlavo della tratalia e qualcuno mi diceva che bello, 20 anni che non la mangio, mi manca un sacco. E io dicevo boh, ma questi sono piatti che per me fanno parte della tradizione, io torno a casa e queste cose le mangio tutte le volte. Com'è che le persone o non le mangiano più o proprio non le conoscono? C'è una mancanza enorme, c'è un vuoto immenso. E quell'attaccamento alla Sardegna mi ha fatto dire, beh, forse quel qualcosa che voglio creare potrebbe essere raccontare queste cose, far capire che la cultura gastronomica non è soltanto canonau, maialetto e culurgiones. Nel 2020 ho deciso di dimettermi dall'azienda per cui lavoravo, l'agenzia di comunicazione, e ho aperto partita IVA, che per una persona del Sulcis aprire partita IVA è tipo lanciarsi nel vuoto. Mio padre aveva già dichiarato fallimento. E così è nato il progetto su cui lavoro ormai da anni, che è un progetto di narrazione gastronomica territoriale. Per farlo ho cercato delle aziende, delle persone che avessero i miei stessi valori, dei produttori, degli chef, delle agenzie, dei giornali che volessero raccontare in maniera diversa la Sardegna. E il là mi è venuto quando un produttore che negli anni precedenti avevo raccontato, quando facevo tutto gratuitamente, perché tutta la promozione che avevo fatto all'inizio avveniva gratuitamente, mi aveva detto ti voglio pagare per raccontarmi. Avevo usato proprio queste parole e nel 2020 questa cosa ha iniziato a essere possibile, ma nel 2017 quando sono tornata al massimo mi avrebbero detto seguimi la comunicazione. Invece qualcuno che dice voglio che tu mi racconti ti fa capire che forse un minimo impatto nel territorio è avvenuto e che forse le cose stanno cambiando, che le persone hanno bisogno di storie e alle persone mancano le loro storie, vogliono essere raccontate. Da lì ho avviato questo progetto, ma non lo potevo fare da sola, perché in un territorio, quando ci trasferiamo, quando decidiamo di viverci, non siamo soli,
siamo circondati da altre persone che come noi hanno dei valori e quelle persone sono il fuoco del territorio e solo con gli altri possiamo cambiare realmente un territorio. E quindi ho cercato sempre di creare delle collaborazioni fra le varie persone con cui lavoravo, cercando di mettere in contatto quanto più possibile le varie aziende, a volte a pagamento, tante volte gratuitamente, perché vedere un territorio cambiare ti dà modo di vedere che la tua scelta è quella corretta e che in quel luogo forse ci puoi vivere veramente. C'è una frase che mi piace moltissimo dell'Eleganza del Riccio che dice: dove si trova la bellezza? Nelle grandi cose che come le altre sono destinate a morire, oppure nelle piccole che senza nessuna pretesa sanno incastonare nell'attimo una gemma di infinito? Questa questione del riccio io l'ho trasferita nelle spine del fico d'India. Il fico d'India per me era il simbolo di me che me ne andavo dalla Sardegna, perché un frutto di fine estate, quindi io in estate ci stavo tanto bene qua, era l'ultimo frutto che mangiavo prima di andarmene. Ma prima di arrivare a quella polpa dolce c'era tutta la sofferenza dietro di doversi pungere con quelle spine. Abbiamo visto sempre come belli e attraenti i luoghi da Roma in su, mentre quelli da Roma in giù, isole comprese, erano quelli belli soltanto d'estate. Il punto è che è tutta una questione di scopo. Noi che cosa vogliamo? Giovanni Gusai, che parlerà dopo di me, nel suo libro Come in cielo così in mare, dice una frase sulla Sardegna che recita: c'è sempre un tutto pieno o un tutto vuoto. Il punto è trovare il compromesso fra le due cose, perché dove è tutto vuoto hai ancora possibilità di costruire qualcosa. Invece dove è tutto pieno, che cosa costruisci a fare? Vedere nella Sardegna un'opportunità proprio perché ci sembra che non ci sia niente è l'unico modo per farla cambiare. In Sardegna non c'è niente, in Sardegna c'è tutto, è solo una questione di consapevolezza. Non è la Sardegna la scelta è capire che cosa vogliamo noi e colmare il vuoto che in realtà è dentro di noi. Nel momento in cui capiamo che cosa vogliamo veramente fare, c'è la Sardegna, ci sono altri luoghi, tutto può essere il luogo in cui vivere e la Sardegna è una scelta. Grazie.